Non è più possibile tergiversare sull'avvio delle gare per le concessioni balneari, ha affermato Caner, assessore al turismo della Regione Veneto, dopo la comunicazione di infrazione giunta dall'Unione Europea, che avrà conseguenze importanti, pesanti, sugli operatori locali che da anni investono in servizi nel litorale veneto. La lettera di infrazione contiene il parere motivato dell'esecutivo europeo nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein. Sono anni che mi confronto a tutti i livelli, afferma Caner, cercando di far comprendere che c'era, fin dall'inizio, un disallineamento tra la norma nazionale e quella europea. Ora non è più rinviabile la questione ed è necessario dare risposte chiare e coerenti ai tanti operatori del Veneto e dei territori costieri che contribuiscono a formare il PIL regionale. In Veneto esiste già la legge regionale 33 del 2002 che permette procedure comparative per il rilascio, il rinnovo e il contenuto delle concessioni, sottolinea l'assessore al turismo. La Regione dunque è attrezzata e pronta dal punto di vista normativo per dare avvio alle gare, riconoscendo gli sforzi e gli investimenti che le nostre imprese costiere hanno sostenuto almeno negli ultimi 20 anni. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.